Amici di Sportisili, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti all'Antonio Licauli di Piana degli Albanesi. Questa è San Giorgio Piana Licata, gara valida per la 22esima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Pallone messo al centro a cercare Minacori, Ciccaviglianisi, poi Manfred! Pallone che termina fuori, toccato da Sissé, ma che occasione per il Licata che al 14° minuto sfiora il vantaggio, ci mette le mani Sissé che aveva appoggiato il pallone in cerca di un compagno. Manfred va giù, non c'è nulla, Yamme può allontanare, allora Candela di testa non riesce ad intervenire, qua Calaiò, la conclusione di Martinez ed è incredibile, Valenti che si apre, chiude tutto lo specchio della porta a Martinez. Può avanzare Palmisano, La Piana, arriva anche Tedesco, La Piana prova a metterla al centro verso Manfred che non arriva, c'è la trattenuta e calcio di rigore, trattenuta su Manfred, fischia Delfino, La Piana contro Sissé. Parte La Piana, Sissé riesce a intervenire e a neutralizzare il rigore. Amaia, Brugnone, prova a metterla giù, poi ancora qua, Sannasardo che ci crede, sbaglia qua, Viglianisi, Martinez, Valenti! E attenzione perché Valenti mette giù Martinez, calcio di punizione rosso, Licata in 10. Può partire Fefe a Maia, barriera, poi ancora Maia, ancora Muro. Si salva il San Giorgio, poi il pallone che viene messo dentro con Mazzola che la fa sua. Passero, la mette al centro per Gaio a cercare i centimetri di Micchi, c'è però un guardia neri. Passero, può salire ancora il San Giorgio, Secan controlla, si gira, guarda al centro dove c'è Sannasardo, arriva Candela che può calciare, pallone fuori di poco, in fase di costruzione, essendo in 10, attenzione qua il pallone che scappa via, può andare La Piana che calcia, bravissimo ancora una volta quasi sé. Pallone a metà strada tra Passero e Barbara, La Piana trova Micchi, può correre il numero 22 che attende Calogero, La Piana, qua sbagliano i due e allora il Capitan Gaio che può correre, può fare ripartire il contropiede del San Giorgio, scambia con Sannasardo, Gaio la mette al centro da Secan all'80° contropiede micidiale del San Giorgio Piana ed è il vantaggio